Buonasera a tutti, buon giovedì, bentornati a giovedì, quindi la rubrica più divertente a nostro modo di vedere sulla quarta serie che riguarda le squadre sarde. Oggi grande puntata, doppio ospite in casa Muravera, siamo andati a insomma, a trovare una delle squadre più in forma di questo momento, la squadra sarda più alta in classifica. Subito buttiamo dentro il nostro Roberto Pina. Ciao Roberto. Ciao Francesco, ciao a tutti i grandi appassionati di Serie D, ormai sta diventando il classico appuntamento del giovedì divertente, e quel lavoro, ma io lo considero quasi uno stacco dalla giornata lavorativa, devo essere Un sincero. classicone si potrebbe dire, visto Eh che sì, insomma, poi tra l'altro oggi non abbiamo già svelato i nomi diciamo nei post ma si vede anche sotto, pre-diretta. no? Si vede anche Esatto, e sotto. anche nel serpentone sotto, ma oggi c'è la sfida tra l'eterno giovane del Muravera e il finto giovane del Muravera. Poi dopo andrò a dirglielo a entrambi di persona. Ho preparato un paio di battutine per loro, sono stato cattivo oggi. Ma a Strano, perché di parte... solito invece sei Ma a così parte carino nei questo, confronti degli ospiti. vogliamo iniziare, prima di spostarci poi sulla puntata classica, aspettando anche Nino Pinna, perché diciamolo, cioè, scopriamo le carte. Questa è la classica trasmissione fatta quando i giocatori escono dagli allenamenti. Il buon Nino sta arrivando a casa, quindi lo aspettiamo, gli diamo 5 minuti di tempo per parcheggiare, ma apriamo magari questa puntata con quella che è forse la notizia del giorno, senza forse, per quanto riguarda la Serie D delle Sarde, ovvero un primo accordo trovato dopo anni di inseguimenti tra la società sassarese Abinsula e la dirigenza, no? Rossoblu della Torres. Abinsula, ricordiamolo, già legata a doppio filo con il Latte Dolce, l'altra squadra di Sassari, di cui è sponsor e non solo, ma soprattutto una Binsula che per anni ha cercato di entrare anche a far parte della Torres, o addirittura di prendere possesso di quella che è la realtà appunto di Salvatore Secchi. Al momento una Binsula e un Secchi che hanno trovato, diciamo, un punto di incontro. Noi l'abbiamo un pochino anticipato verso l'ora di pranzo, è arrivato poco fa, circa 20 minuti fa, la conferma tramite un comunicato ufficiale sui profili social della Torres, poi ripostato anche dalle varie figure che ruotano intorno ad Abinsula. Si partirà, come avevamo pronosticato, con una sponsorizzazione per la stagione in corso, quindi di fatto dei soldi, anche liquidità che entrano nelle casse della Torres, e poi si vedrà a fine stagione. Ci sarà un nuovo punto d'incontro, una nuova tavola rotonda che sicuramente farà discutere in città, come ha fatto in generale, no, in questi anni. Francesco, anche tu l'hai seguita bene la vicenda del possibile passaggio di proprietà, oppure del trovare un accordo per restare entrambe alla guida di entrambe le realtà, quindi Secchi e Abinsula alla guida della Torres. Si vedrà. Per il momento si parte con questa sponsorizzazione appunto dell'impresa sassarese Alvanni-Sanna. Chissà che non sia un punto di partenza poi per trovare qualcosa di più solido, di più concreto in estate. Bene, prima di salutare uno dei due ospiti, Alessandro Canau, che è già qua, che ci aspetta dietro le quinte, come si suol dire, sono usciti, andiamo un po' off topic, da Sassari a Cagliari sono usciti i convocati del Cagliari. Brevissimamente facciamo vedere la lista dei convocati del Cagliari. Ci C'è sono sia Nainggolan? Raja Nainggolan Ok. che Luca Cepitelli, per Ok. cui insomma i tifosi del Cagliari possono tirare un sospiro di sollievo, diciamo così, no? Viste le Certo, quella paure è... della vigilia. Proprio facciamoli vedere un secondo. Eccoci qua. Beh, anche perché Dovremmo essere. se sono convocati un giocatore come Nainggolan, se è convocato gioca, quindi Eccoli qua: anche questa è Aresti, una Cranio, grande... Vicario, Godin, Tripaldelli, Calabrese, Samuali, Cogliannis, Cepitelli, Rugani, Zappa, Valuchievic, Carboni, Nainggolan, Marin, De Iola, Nandez, Duncan, Simeone, Giopedo, Tramoni, Pereiro, Cerri e Pavoletti. Quindi insomma, proprio saltando di palo in frasca, abbiamo detto Sassari-Cagliari. Comunque insomma, siamo sempre sul pezzo, ma soprattutto siamo con Alessandro Cadau, eterno giovane. Lui l'eterno giovane del Muravera, Eh caro beh sì, Roberto. Cadau dovete sapere che girerà Aladdin 3, perché di fatto lui è entrato nella grotta da cuore puro, qual è, e ha rubato l'elisir di lunga giovinezza, e infatti Cadau corre più dei ragazzini. Io ho visto quest'anno forse 3 partite dal vivo del Muravera. Cadau, se ci fossero i dati Opta per i chilometri percorsi, ha corso più anche di tutti gli avversari e compagni messi insieme di solito.
Ciao Ale. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Grazie dei Tra l'altro complimenti. Alessandro, lo diciamo subito, classe 1984, come il sottoscritto, perché siamo giovani, oltre che nel fisico, anche nel morale, caro Alessandro, così come un tuo compagno celebre come Jack De Martis, che è già stato nostro ospite qui a giovedì, quindi bisogna giustamente rinverdire la squadra degli esperti di questa Serie D sarda. Allora Alessandro, intanto ti chiedo come si sta lì in alto in classifica per una squadra come il Muravera, che sulla carta, almeno secondo quello che dice sempre il vostro allenatore Mister Loi, è stata fatta per salvarsi. Apriamo parentesi, noi non ci abbiamo mai creduto a quello che ha detto lui, però giusto per essere chiari. Ma è bello, c'è un'aria fresca, in alto si sta bene. Sì, stiamo facendo bene, questo è innegabile. La società veramente ancora pensa solo ed esclusivamente alla salvezza e questo è quello che ci fanno sempre credere e è quello che comunque è la realtà dei fatti, perché comunque in un campionato così strano dove ci sono tante pause, la cosa principale adesso è raggiungere i 42 punti che dovrebbe essere la salvezza. Quindi comunque si vive con tutta serenità pensando a raggiungere il prima possibile questo che è l'obiettivo stagionale. Poi, ovvio, è una squadra importante, fatta da giocatori importanti di categoria, con degli innesti dei giovani che sono comunque, stanno dimostrando di essere un valore aggiunto, perché comunque i giovani stanno facendo la differenza ed è innegabile che i risultati arrivano perché c'è un'amalgama giusta, ma ripeto, una serenità societaria, non c'è pressione, si vive serenamente e quindi niente, adesso ripeto, puntiamo ai 42 punti il prima possibile e poi solo dopo si potrà ragionare su qualcos'altro. Sì, assolutamente, anche perché Fra non è neanche scontato, Ale, questa stagione sarà un po' particolare perché poi non si sa bene, al momento si parla di un no per i playoff, poi si valuterà comunque in corso d'opera. Certo che stare lì, magari nella stagione in cui i playoff non si giocheranno o si giocheranno in maniera diversa, forse un po' carica e un po' dispiace anche. Immagino anche chi si debba salvare un pochino non ha grandi certezze sul campionato, però di fatto, come l'hai detto tu, voi nel gruppo, noi siamo venuti anche in ritiro quest'estate, un pochino di poter essere la squadra sarda protagonista ci credevate già dall'inizio. Ma siamo consapevoli comunque, visto l'organico, di essere una squadra forte, però sappiamo anche che il campionato è difficile e quest'anno non devi giocare solo contro le altre squadre, ci sono le pause, abbiamo visto le difficoltà che ci sono dopo che stai fermo per il Covid, e salti due partite e sei pronto per giocare, non giochi, mentalmente un po' stacchi. Ci sono tante insidie, è un campionato molto diverso rispetto agli altri anni, perché comunque secondo me condiziona tanto, le pause condizionano tanto, non riesce a dare continuità, infatti se andiamo a vedere sono poche le squadre che danno continuità e quelle che danno continuità si trovano su. Sì, assolutamente. Tra l'altro, tra tutti, no, i giocatori che ci sono qua in Sardegna, nelle squadre sarde, soprattutto del girone G, tu hai giocato con diversi nella tua carriera. Vedo su Instagram che i più presenti sono Capai e Bianchi. E quindi ti chiedo, in un'ipotetica squadra, no, di Cadau, qual è il giocatore con cui hai condiviso esperienze in questi anni che porteresti sempre? Ma con Daniele e con Roberto abbiamo vissuto l'esperienza di Nuoro, che è stata un'esperienza bellissima, perché poi Nuoro è una piazza che ti dà tanto, comunque l'abbiamo fatta anche con dei discreti risultati. È nata un'amicizia, perché poi sono queste le cose belle, perché ogni anno incontri 20-30 ragazzi nuovi, però magari non con tutti riesci a tenere il rapporto. Con loro si tiene sempre un bel rapporto,
si va d'accordo su molte cose, quindi sono sicuramente due giocatori che porterei con me, non solo per il punto di vista calcistico, ma anche per umanamente siamo simili su molte cose. Sì, 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 assolutamente, ma io c'è una curiosità, perché fino adesso siamo stati molto seri con queste prime 3 domande, ma c'è una curiosità importante di Muravera che tutti vogliono sapere. Stasera, non so se lo guardi, c'è una delle ultime puntate di MasterChef Italia. Noi sappiamo, perché moltissimi ce l'hanno detto, che il vero MasterChef di Muravera è Mr. Loi, soprattutto quando c'è da arrostire o cucinare qualcosa. È vero? E qual è il piatto che caratterizza Loi? Cioè, lo possiamo mandare l'anno prossimo a MasterChef? Sicuramente, innanzitutto gli dico che ci deve invitare più spesso, perché noi lo vediamo, lui cucina là, però ci deve invitare più spesso, no, scherzo. Comunque penso che il suo piatto forte sia l'arrosto. Beh sì, diciamo che quando c'è Tra da stare alla brace... tra maialetta Sarà un e io caso che dobbiamo Nino scegliere. Pinna sia riuscito ad entrare in questa diretta proprio quando si stava parlando di roba da mangiare. Ciao Nino! Ciao, ciao a tutti. E benvenuto, benvenuto. Abbiamo iniziato senza di te perché insomma giustamente non si poteva far aspettare Alessandro che insomma già corre per 15 ogni partita, farlo aspettare anche in questa diretta sembrava ovviamente brutto. Stavamo parlando, non so se hai sentito prima, di Mr. Loi ai fornelli, insomma a livello di arrosto, queste cose qua. Sei d'accordo con quello che ha detto Alessandro? Cioè che il mister li dovrebbe invitare più spesso? Guarda, non ho sentito bene cosa avete detto, però ho sentito parlare bene, diciamo. Ma infatti bisogna adesso, mister, se si recupererà la puntata o se ci sta seguendo in diretta, ci inviti tutti, facciamo una tavolata larga a distanza, non c'è problema, e lei inizia un po' a cucinare, a farci assaggiare queste prelibatezze di cui tutti decantano ormai da giorni, ma prima abbiamo detto del buon Cadau che è entrato nella grotta di Aladin a rubare l'elisir della giovinezza, invece adesso è arrivato il finto giovane del Muravera, ovvero Nino Pinna, che tutti sanno che in realtà si chiama Francesco Rossi, ha 48 anni, viene dall'Abbiate Grasso perché è un finto giovane. Nino è un 2001 con la testa veramente di un cinquantenne perché lavora come un martello. No, però a parte gli scherzi, è curioso, Nino, che tu sei stato, diciamo, nella storia del mondo ci sono state diverse guerre, no? C'è stata anche la guerra fredda, missili su Cuba, poi improvvisamente missili su Nino Pinna, perché come Nino ha cambiato maglia quest'estate, dalla Laterolce a Muravera, ha un po' anche scombussolato i piani di diverse squadre. Com'è stato l'impatto in maglia giallo-blu quest'anno, Nino? Oltre ai gol, ovviamente stai facendo benissimo. No, guarda, è una cosa molto importante perché comunque ho trovato un gruppo straordinario, perché comunque è un gruppo folto, fatto di tanti grandi che hanno tanta esperienza, che hanno, diciamo, calpestato campi importanti, che comunque a noi giovani ci danno una grossa mano. Sia qua che anche l'anno scorso a Latte Dolce sono stato fortunato, diciamo, a trovare un grande gruppo che comunque aiuta tanto a me e agli altri giovani. Ecco, a proposito di giovani e di gruppo, Nino, guardavo un attimino il tuo profilo Instagram, alcune foto del settore giovanile degli anni col Cagliari, no? Molti dei giocatori con cui sei cresciuto fanno parte, sono grandi protagonisti della primavera di quest'anno con Agostini, penso per esempio a Cusumano, a Contini, tutti i giocatori Cabras, che adesso è andato all'Olbia, comunque ha fatto parte della primavera nella prima parte di stagione. Un ricordo particolare di quegli anni, e poi se ti dispiace, magari è vero che stai facendo grande esperienza in Serie D, se ti dispiace essere uscito un po' presto forse dall'ottica rossoblù. Allora, guarda, abbiamo fatto proprio una rimpatriata prima che mettessero le nuove norme per il Covid, diciamo. Quindi è colpa vostra, la nuova variante è praticamente colpa vostra. La variante di Bosa. Carboni e compagnia cantante. No, allora, un ricordo in maniera particolare bello è stato nella semifinale playoff del primo anno di Giovanissimi Nazionali, che eravamo a Udine. Avevamo vinto in casa 2-1, poi
siamo andati là, sono partito dalla panchina e sono entrato, ho fatto 2 gol e siamo riusciti ad andare nei quarti di finale per lo scudetto, diciamo. Quello è il ricordo migliore. Poi riguardo ai compagni, il fatto di essere uscito prima dal settore giovanile, diciamo che è un'arma a doppio taglio, perché sono uscito prima perché comunque dovevo andare in primavera ed essere sotto età, quindi diciamo che comunque è stata una scelta loro, perché fosse per me sarei rimasto, sono andato in prestito a Bosnia in eccellenza, ma diciamo che è stata la mia fortuna, per come la vedo io. Se no c'era l'opzione di andare a Udinese, cosa che comunque ho preferito stare a casa e diciamo usare quell'anno come forza, anche perché l'anno prima non ero andato bene e giustamente ritenevano che non fossi pronto per fare subito il salto in primavera, ma sono diciamo abbastanza contento di come siano andate le cose. Ecco, ma Nino Pinna, alias Francesco Rossi, che prima o poi succederà come Riberto, dovrai cambiare nome perché ti sgameranno sicuro dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha anche passioni da giovane, da 2001, cioè videogame o qualcosa, oppure, se non sbaglio ti piaceva la pesca, no? Me ne avevamo parlato in un'intervista di forse un anno e mezzo fa, parlammo quando ancora stavi a Latte Dolce. Guarda, devo essere sincero, non ho una grande passione né per i videogame, né per serate in discoteca e queste cose qua, però comunque diciamo che penso tanto a lavorare, diciamo, sul campo e non voglio sprecare questi anni che sono importantissimi. Certo. Diciamo, Segui De Martis, che è un esempio secondo me, se vuoi seguirlo. ma Giacomo è un esempio per tutto per me. Bravo, bravo. No, ovviamente stavo scherzando. È proprio un signore, Giacomo. Sì, non è la prima parola che associerei al buon Jack, però ci sta perché è vero. Torno da Ale perché torniamo un attimo seri. Ale, c'è un nuovo derby in vista che vi aspetta, quello con l'Anusei. Gli ultimi 2 sono andati bene, però l'Anusei che arriva da 9 risultati utili consecutivi, molti pareggi, un po' di difficoltà a segnare, però una squadra molto quadrata. A che gara ti aspetti da esperto, tra virgolette, della Serie D, del girone? Beh, sarà sicuramente una gara non facile, non semplice. Loro hanno trovato veramente da una decina di giornate anche continuità con i risultati. Sono una squadra ostica in casa, hanno dei giocatori importanti che comunque possono tirar fuori una giocata dal cilindro. Quindi sarà una partita difficile, qua è anche un derby sentito, tanti ex, quindi insomma ci sarà da stare attenti, da fare una grande prestazione se vogliamo continuare questo percorso e arrivare a portare via a casa i 3 punti. Ecco ragazzi, lo chiedo a tutti e due, oggi è il compleanno di Baggio. Qual è il vostro idolo da ragazzino? Quello che sognavate di imitare quando giocavate in cortile o Nino Pina quando giocava a Cannemalu lì a Bosa? Giocare a Cannemalu gli viene male perché È diventato forte per quello, perché non gli cadeva mai ed è diventato bravo così. Vai, parto da Ale, dai. Sicuramente, forse anche per l'epoca in cui sono cresciuto, Del Piero era sicuramente l'idolo indiscusso. Poi da tifoso comunque simpatizzante della Juve, famiglia juventina, la nostra, tranne mia mamma che sta per il Cagliari, Del Piero è sicuramente l'idolo. Nino? Quindi Allora, qualcuno io, sano in famiglia c'era fondamentalmente, diciamo. La io, mamma che io sta a Baggio, Cagliari, ovviamente. io Baggio non l'ho conosciuto. Io Baggio non l'ho conosciuto perché diciamo che ha smesso di giocare quando io ero ancora, diciamo, bambino. Il mio idolo è Totti perché tifo a Roma e perché, diciamo, mi ha fatto innamorare del calcio. Ancora i ricordi del 2006 quando avevo 5 anni, che ero alto, diciamo, quanto ora,
Poi guarda, che mio padre mi aveva regalato, pur essendo juventino, mi aveva regalato la maglietta di Totti per guardare la finale, da lì mi sono innamorato di lui e poi successivamente della Roma. Ecco, prima di lanciare il quiz, ragazzi, torno da Alessandro, perché adesso non ricordo chi fosse l'altro ospite con questa caratteristica, però anche Alessandro è un giocatore che in carriera ha ricoperto diversi ruoli, praticamente tutti, caro Alessandro. Stiamo vedendo, anzi non lo vedete ancora, ma ora sì, stiamo vedendo la tua pagina su Transfermarkt, no? Che di fatto è un po' la Bibbia per tutti coloro che seguono il calcio e un po' le statistiche. Insomma, praticamente tranne difensore centrale e portiere li hai fatti tutti, però secondo me hai fatto anche difensore centrale, può essere? Guarda, l'anno scorso ho fatto, penso, gli ultimi 10 minuti a Sassari, difensore centrale, perché comunque spingevamo forte, perdevamo e avevamo messo Mui davanti, sai, tiravamo La un po' la classica palla lunga, c'era un mossa. campale. La classica mossa Per degli ovvi, ultimi 5-10 per ovvi Spalletti, motivi fisici. Spalletti metteva ho- Ranocchia, lui a Moi che salta lì. Quindi sono riuscito a fare anche il centrale per uno spezzone. E penso che mi manca solo il portiere, ma per caratteristiche fisiche non penso Stai lavorando comunque. di ricoprire, sì, per un futuro. Beh, giustamente altri 15 anni di carriera da Calao ce li aspettiamo, questo è indubbio. No, però in realtà qual è il tuo ruolo preferito? L'ala destra, cioè quello dove sei cresciuto di fatto, l'esterno destro d'attacco magari. Sì, diciamo che sulla destra è un ruolo che mi piace, che ricopro meglio. Adesso col mister, con Mariotti, ho ricoperto il ruolo di terzino, di mezzala, che comunque è un ruolo che non mi dispiace. Alla fine non è che ho tante priorità, mi piace o non mi piace, mi adeguo, cerco di farlo al meglio, poi bisogna un po' adattarsi. Beh, la cosa buona comunque adesso, al di là delle battute, è che appunto avendo visto Alessandro giocare diversi anni, appunto già dagli anni della Nuorese, ma insomma anche nell'ultimo periodo al Muravera, effettivamente il classico, non è un insulto, in questo caso jolly, cioè la di Livio, il giocatore che Pensavo alla veramente dove lo Tonigiani, metti vabbè. sta e ovunque anche, però sono diverse le caratteristiche fisiche. Alessandro è più simile a Di Livio, perché poi insomma di fatto è dei nostri anni, diciamolo questo, e quindi cioè, semplicemente dove lo mettevi aveva lo stesso tipo di rendimento, che giocasse alla destra, terzino, o in questo caso anche davanti alla difesa, come hai giocato in alcune situazioni quest'anno, visto che insomma mancando Geroni, Pani è arrivato dopo, però magari la condizione non era al massimo. Ovviamente si è dovuto riciclare anche da play con ottimi risultati, e credo che comunque insomma se uniamo tutti questi puntini aggiunti all'età, direi che non sono tanti giocatori che nel calcio sardo possano vantare tutta questa polivalenza. Però siamo a 24 minuti di diretta, quindi cari ragazzi è arrivato il momento PIN, quindi io vi saluto e torno tra poco. Eccoci qua ragazzi, il momento del quiz finale. Di solito lo facciamo tra avversari, oppure conosci il tuo prossimo avversario quando c'è solo un ospite. Questa volta è conosci il tuo compagno. Sono 3 domande a testa. Occhio che Mister Loi e io ci siamo già messi d'accordo, sarà poi una punizione per chi perde di voi due. Domani Loi non è neanche uno sereno e tranquillo negli allenamenti, Cadao lo conosce anche meglio di Nino, quindi bisogna stare attenti. Su cosa sono le domande? Per Nino sono domande sul 1984, quindi l'anno di nascita di Ale, e per Ale ovviamente sono domande sul 2001, che riguardano l'anno di nascita del buon Nino. Partiamo con Nino, dai, perché è più giovane e sono anche leggermente più difficili, secondo me, perché comunque non le ha vissute. Nino, nel 1984 veniva lanciato per la prima volta un famosissimo videogioco di logica. Ti dico la musichetta, secondo me lo indovini. Guarda, Ale era campione mondiale a questo gioco. Intervengo perché questo è il momento più bello della storia di giovedì, cioè Roberto Pina che esatto. fa musichetta, è una cosa che non si potrà Nino, ripetere probabilmente. Molto probabilmente no, ma a periodo di Sanremo voglio fare qualcosa di particolare.
Nino, non far finta di non sentirci per controllare online. Ci senti adesso? È su Google, è su Google. Sì, si vede dagli occhi che è su Google, secondo me, Nino. Nino, ci senti? No, forse l'abbiamo perso. Va bene, ha staccato la connessione. Provo a fare la prima domanda. Provo a fare la prima domanda a te, Ale, sul 2001, ovviamente. Qual è l'evento storico che ha caratterizzato il 2001? Torri Gemelle? Sì, l'attentato alle Torri Gemelle, ovviamente, che poi è l'attentato dell'11 settembre, perché sono stati in più punti. Comunque va benissimo anche l'attentato delle Torri Gemelle. Sei 1-0. Nino, nel frattempo che hai staccato e controllato online, di cosa stessimo parlando, ci senti? No, non lo so. Non lo sai, dai. Allora, no, ti devo aiutare, perché questo ci devi arrivare. Allora, è un gioco di logica. La domanda non lo so. Sì, è un gioco di logica con i mattoncini. Dai. Ti do 3 secondi. 1, 2, 3. Tempo scaduto. Tetris. Nino, dopo questa, secondo me hai già perso 3-0 a tavolino, te lo dico. Ma adesso torno da Ale, perché nel 2001 ci furono tantissime canzoni italiane che diciamo andarono bene, molto bene nelle classifiche generali. Nino sicuramente era di quelli un po' tamarri che a Bosa girava con gli amici con Hitmania Dance 2000, già me lo immagino. Ma a parte questo, qual è il brano italiano più ascoltato nel 2001? Ti do 3 opzioni, ok? Perdono di Tiziano Ferro, Infinito di Raff o 3 parole. Dammi 3 parole, no, questa non la canto, se no canto ogni giorno praticamente. Perdono. No, hai sbagliato perché era Sole, Cuore e Amore, 3 parole, la canzone più ascoltata. Nino vedo che praticamente è sparito totalmente, vuole evitare in qualsiasi modo di fare figuracce al quiz, quindi proseguo con la tua terza, poi magari lo recuperiamo lui. Quale fu il film che vinse l'Oscar nel 2001? È famosissimo questo film, Non posso aiutarti diversamente perché pensa a uno dei film di inizio millennio famosi, anche qui c'è una colonna sonora famosa, non è Titanic ma è Il Gladiatore. Okay. Potevi arrivarci, Ale. Nino, ci sei? Adesso mi senti, dai. Sei uscito e rientrato? Mi senti, Nino? No. Abbandona la trasmissione. Ah, adesso mi senti. Ok, c'hai 2 domande per rifarti. Addirittura potresti pareggiare e superare il buon Ale. Ok, va bene. Hai 2 domande, dicevo, per pareggiare o superare Ale. La prima è: chi vinse in Serie A lo scudetto nel 1984? Ok. Ci stai pensando? Non ci assiste la connessione del buon Nino. Purtroppo allora ha vinto Ale stavolta, dai. Ha vinto Ale per abbandono. Secondo me lo sta facendo un po' apposta il buon. Nino, dai un segno di vita. Niente. Vabbè, fa niente, dai. Vabbè, si è ritirato, direi che insomma si è ritirato un pochettino. C'è un altro commento fantastico di una persona che abbiamo nominato giusto qualche minuto fa. Ma Biancaneve non c'è? Chiede Jack De Martis, che ovviamente salutiamo come sempre. Sempre fine il buon Jack, no? Biancaneve non c'è, è grandioso, non vediamo Volevo dire a Vito che i prossimi quiz non li farà Gerry Scotti, ma Gerry Scotto, direttamente in collegamento dal latte dolce. Questa ce l'avevo da stamattina, dovevo uscirla, se no veramente mi stavo male. Giustamente. Vabbè, no, Nino non vi dico io dalla regia lo vedo nero, quindi evidentemente non. Si è bloccato. Selargius è provincia di Giba e quindi non prende benissimo. Può essere effettivamente. Allora, visto che insomma il quiz è andato un po' così, ecco Nino, lo vedo muoversi. Ecco, mi sono spostato perché non prendeva la wifi, mi sono messo vicino alla wifi, dovrebbe prendere un po' meglio, diciamo. Te la senti di rispondere alle domande? Si diceva. Sì, me la sento, certo. Allora, Nino, torniamo indietro. Torniamo indietro nel tempo, Nino. Chi ha vinto lo scudetto nel 1984?
Non ho opzioni, devo rispondere secco? Dai, è facilissimo. Ale era in giro anche se aveva 0 mesi, forse era in giro già per la casa con le bandiere. Considera cosa tifano in casa di Ale. Bravo, 1-1, 1-1. Quindi te la giochi sulla musica, sei un grande appassionato tu di musica, ce l'hai detto, hai anche inciso qualche disco, no? Se non sbaglio. No, quello è un altro. No, allora, secondo Billboard Hot 100 del 1980, una sorta di Hitmania Dance antilitteram, qual è la canzone più ascoltata nel 1984? Ti do 3 opzioni di scelta, ok Nino? La prima è Felicità di Albano e Romina, la seconda è Walk Like an Egyptian e la terza è Footloose. Quale di queste 3? Felicità. No, è dell'82, è Footloose, e quindi è un pareggio clamoroso. Non lo so, Ma deciderà. lui ha detto felicità perché le altre non sapeva ripetere. Esatto, bravo. Io ho detto, io vado su quella in italiano, poi le altre, vabbè, amen. Sei un passo avanti, Ale. Ci sta come lettura è plausibile. Come lettura Onesto, è plausibile. onesto. Vabbè, insomma, abbiamo capito che coi quiz non è che, insomma, chi vuole essere il milionario non fa per voi, però siccome siamo già abbastanza lunghi sulla durata della puntata, chiediamo la classica domanda: che giocatore è Nino Pinna a Alessandro Cadau e che giocatore è Cadau invece a Nino Pinna? Ovviamente per ovvi motivi anagrafici iniziamo con rispetto da Alessandro. Ma Nino è un giocatore per noi importante e sa di esserlo. Sicuramente ampi margini di crescita, dovrà migliorare, dovrà essere più concreto e deve continuare comunque su questa falsariga, perché comunque per noi è un valore aggiunto e è un giocatore importante, ma Nino è intelligente, è un ragazzo serio. Può veramente fare il salto solo continuando così. Nino? No, vabbè, Alessandro, glielo dico sempre, lui il giovedì contro Vento va a 50 km/h quando facciamo l'amichevole famiglia. E spesso gli chiedo come faccia ad andare così forte, perché spesso il giovedì dal lavoro del mercoledì si è un po' pesanti di gambe. Quindi per farvi capire che anche se ha 36 anni, cioè è un ragazzo che 10 meno di te, ricordiamolo. 10 minuti. Nel frattempo Fabio è sempre il solito simpaticone, Ale, nei commenti, non so se l'hai visto. No. C'è la sedia, c'è la sedia. Ecco, la testimonianza che c'è la sedia, assolutamente. E quindi Nino continua, che prima che Pinna ti interrompa di nuovo. E dicevo che comunque uno che va sempre a 1000 all'ora per la nostra squadra è fondamentale, perché comunque puoi coprire tutti i ruoli come abbiamo visto prima del campo. Diciamo che è il perno della squadra, penso che sia uno degli unici che abbia fatto tutti i minuti di tutto il campionato. Questa è la risposta, diciamo, a tutte le domande. È proprio fondamentale per noi e poi è forte, questa è la verità. Devo una birra. È forte, direi che insomma è forte è la perfetta sintesi, caro Alessandro, delle parole di Nino. Insomma, ovviamente vi ringraziamo per essere intervenuti, c'è anche il commento del grande Renzo Cucu, che salutiamo. Nino Rete, che sarebbe la parte della radiocronaca, no? Di Renzo, che descrive il gol di Nino, e poi insomma invece quello per Alessandro è una citazione a C7, alla CR7. Insomma, è un grande giocatore, non possiamo che essere d'accordo con te, caro Renzo. Quindi grazie al Muravera, ma grazie a voi ragazzi ovviamente di essere intervenuti, di essere stati i nostri ospiti. Ci vediamo presto sul campo, sicuramente non domenica, perché domenica sarà il nostro Paolo Camedda, l'inviato che ci racconterà la Muravera, che ha commentato anche
il grande Paolo appassionato di musica e di canto. Dammi tre parole è stato un vero tormento mentre preparavo un esame universitario, gente che l'ascoltava come se non ci fosse un domani. Sicuramente non Nino Pinna perché era ancora troppo piccolo, ma Alessandro Cadao sicuramente quella canzone l'ha ascoltata tante volte. Quindi grazie ragazzi davvero di essere intervenuti, ci vediamo in campo a prestissimo, grazie al Muravera, e quindi grazie ancora. E noi chiudiamo, Roby, con sì, chiudiamo pure. Ciao ragazzi. Salutato. Ciao, grazie a voi, simpaticissimi. Ciao, buon lavoro. Grazie. Avrei salutato sia Nino Pinna che Alessandro Cadau. Roby, chiudiamo come sempre col solito recap della domenica di Serie D. Sì. 3 derby, li seguiamo finalmente tutti, già solo questo è una meraviglia, insomma, poter seguire dal vivo tutte le squadre sarde per noi insomma, fino a quando ci riusciamo è sempre l'obiettivo principale della domenica, anche più che seguire il Cagliari, perché il Cagliari a volte è più semplice da seguire piuttosto che la Serie D. Molto. Domenica 3 derby. Sì, 3 derby importantissimi. Poi ci sono della 125, potremmo dire così. Esatto, oltre Lanusei e Muravera, soprattutto anche 2 derby importanti per le sassaresi, la Terolce con l'Arzachena, ma al Basilio Cano di Sennori, ma soprattutto Carbonia Torres, forse un po' il derby più atteso, se vogliamo, non ce ne vogliono le altre dei 3 sì, Torres Carbonia al Vannissan ovviamente, il derby più atteso dei 3 con Carbonia che vinse all'andata, lo ricorderete, la prima giornata, la squadra di Mariotti, non una partita qualunque sicuramente per diversi motivi, non solo per alcuni ex, ma soprattutto perché Mariotti è stato proprio l'allenatore l'anno scorso della Torres, una Torres l'anno scorso terza, quest'anno terzultima, e diventa già una partita importante soprattutto per i rossoblù di Graziani. Il Carbonia però vorrà fare punti perché si vuole confermare un po' la grande sorpresa di questo campionato sicuramente. Sì, abbiamo visto prima la classifica, no? 27 punti sia per il Carbonia che per il Muravera, anche se va detto che chiaramente il Carbonia ha 17 partite, il Muravera ne ha 14 perché dovrà recuperare le partite perse, cioè non perse, rinviate per gli ovvi motivi Covid, alcune rinviate per motivi degli avversari, altre le ultime, insomma, per motivi propri. Ricordiamo, intorno a Natale, se non ricordo male, post Natale. Subito dopo Natale. Il piccolo focolaio. Il piccolo focolaio appunto in casa Muravera, quindi insomma questo sarà il programma della Serie D, ma non si può ovviamente tralasciare l'impegno di domani, Cagliari che sfida il Torino. Approfittiamo del commento che ci chiede: ma la vigilia con Futurlab non la fate oggi? No, non la facciamo oggi, la faremo domani direttamente dall'esterno, esatto, speciale, direttamente dall'esterno della Sardegna Arena, quindi insomma lungo prepartita, possiamo dire così, vista anche la delicatezza della partita, dell'incontro, insomma ci sembra che ci stia questo tipo di attenzione, quindi domani sera alle 19, no? Sì, vivremo 19. Questo lungo avvicinamento a Cagliari-Torino. Iniziamo appunto con Futurlab e poi insomma andremo a vedere anche la formazione, le due formazioni, insomma, sia quella del Cagliari che quella del Torino. Abbiamo detto in apertura di trasmissione, Nainggolan e Cepitelli fanno parte dell'elenco dei convocati di Eusebio Di Francesco, che era un po' il dubbio, no, caro Roberto, della vigilia, e quindi insomma direi che almeno chissà che non partano notizia. Titolari entrambi. Esatto, anche perché oggi Di Francesco l'ha detto, no? Esatto, come ha detto Di Francesco nel pre-partita. Nel frattempo continuano ancora a arrivare commenti. Claudio Pani, che salutiamo, Nino Top, Ale Top, ma anche Moi Top, già stato ospite il grande Davide Moi, che ha regalato anche una maglietta a Roberto Pinna, quindi insomma idolo. Assolutamente sì, è uno dei veri idoli di Roberto Pinna. Salutiamo anche Silvio Mura come sempre, che ci dice domani sera saremo sempre collegati con 131, speriamo, insomma noi ne siamo. C'è anche il fantacalcio, per chi lo fa domani alle 18 c'è anche la rubrica sul fantacalcio, ragazzi. Sì, sarà una cosa veramente infinita. Domani sera Gianluca Bruno dice: arriverete cotti al post partita, non abbiamo i 250 minuti nelle gambe. Non ci guardare così, perché siamo in grado. Siamo i Cadau del giornalismo, ricordalo Gianluca. Esatto.
Ale, che è ancora dentro, lo salutiamo ancora. Ciao Ale, grazie ancora. Grande Ale. Ciao ragazzi, vi sto stava seguendo ascoltando ancora. e quindi giustamente gli facciamo i complimenti ancora una volta. D'altronde ho detto in diretta che sei il mio idolo, Ale, quindi insomma, giustamente È vero questo però, tipo non ho mai visto, di non ho mai attenzione. visto Aresu sbilanciarsi così su un giocatore. Che un giocatore che non sia un attaccante. Stavo ridendo per Pani. Giustamente, no, stavo dicendo, è vero, però io di solito preferisco gli attaccanti e uno dei miei preferiti è un grande amico di Alessandro che è Peppe Meloni, che salutiamo ovviamente, Grande Peppe. il grande Peppe, Bomber. quindi il bomber, veramente, bomber Meloni, peccato non averlo visto quest'anno in campionato perché, insomma, come ben sappiamo, l'eccellenza insomma, non ha avuto una grande evoluzione, chissà, speriamo che possa ripartire a breve. Chiudiamo questa gran bella diretta oggi a 3. C'è anche Ale, chiudiamo Esatto. con te. Proprio strappa la regola, però insomma oggi giustamente andava fatto. Grazie. Io farei dire sigla ad Ale, guarda, ti dico solo questo. Visto che ce l'abbiamo, scusa, vai, lancia la sigla Ale. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. Meraviglioso. Mi Sigla! smette?